Atmosfere rarefatte racchiuse in un'intima ricerca divisa tra forme della natura e colori. Questo ciò che per il giornalista e critico d'arte Alain Kivilò rappresenta la vita pittorica del maestro Gigi Candiani, al quale dedica il suo ultimo capolavoro scritto, Gigi Candiani, Tessere di vita. È importante celebrare Gigi Candiani come uomo e come artista, una persona che spesso non si ricordano gli abitanti stessi di Mestre di chi sia e di cosa abbia fatto a livello artistico. Quindi era necessario destare la memoria con un'opera che effettivamente parlasse di come fosse vissuto e quindi nei suoi tratti esemplificativi e anche migliori, partendo da questa attività che aveva in centro a Mestre di panificio fino alla sua evoluzione artistica che ha toccato alti livelli di lirismo. Non solo un omaggio al grande maestro, ma una profonda descrizione delle riflessioni e frammenti di vissuto dell'agire artistico e umano. Scomparso 50 anni fa nella sua città natale, Mestre, Candiani partì nel lontano 1926 per eternare su tavola le diverse forme e scorci del territorio veneto, dalle campagne del Veneziano alle isole della laguna di Venezia, ai colli Eugani, fino a giungere alle valli di Comacchio, adottando la tecnica en plein air con la quale ha saputo cogliere le molteplici atmosfere che lo circondavano.